Barbara Nucciotti, vicepresidente della Proloco. Oggi un appuntamento internazionale a teatro, nuovamente a teatro, dove la Proloco ha comunque sia un ruolo importante. Una giornata però passata anche con tanti giovani ragazzi musicisti, ma anche un impegno per la promozione del territorio. Sì, quella di oggi ci ha visto appunto partecipi a presentare, a far conoscere il nostro paese proprio perché siamo la Proloco e quindi siamo quelli adepti, diciamo, alla promozione del territorio. Insieme all'assessore Roberta siamo stati in giro con questa delegazione russa, abbiamo fatto conoscere le zone più belle di Piancastagnaio e poi ovviamente la Proloco è di supporto a questa che è il piano scenico, l'associazione teatrale che si è creata appunto nello scorso 2016 e che quindi la Proloco gestisce ovviamente il bar del teatro, oltre ad avere un ruolo appunto di supporto. Assessore Zancasciani, più volte è stato nominato sia dal direttore artistico Gianmarco Nucciotti e dalla stessa vicepresidente Barbara la stagione teatrale. Si è appena conclusa. Questo concerto è quasi un trait d'union tra quella che si è appena conclusa e quella che è già allo studio. Una valutazione su questa stagione? Per me è facile, troppo facile dire che a noi ci è piaciuta molto, è stato un successo, io vorrei dire addirittura un successone, abbiamo fatto sempre ottime presenze e questo è, diciamo, il clou delle serate a teatro, l'ultima serata prima dell'estate e poi si sta lavorando per la nuova stagione. Proloco di Piancastagnaio è una stagione che si preannuncia anche ricca di eventi, è stata appena data l'informazione di tutto il programma estivo. Come si è organizzata la vostra associazione in un periodo luglio-agosto che a Piancastagnaio indubbiamente saranno impegnativi? Ovviamente luglio-agosto saranno, diciamo, gli appuntamenti più importanti da parte delle nostre contrade. La Proloco nel suo ruolo insieme alle contrade si sta preparando all'appuntamento del 5 agosto con la manifestazione A Spasso con le contrade, la scena itinerante che già da qualche anno che abbiamo realizzato. Poi ovviamente abbiamo tanti altri appuntamenti a livello culturale e di promozione del turismo che potrete trovare nel programma già che è in uscita da parte dell'amministrazione comunale. Stagione teatrale, però tanti appuntamenti culturali. Lei è una delega che sta cercando di valorizzare il più possibile, sia come impegno amministrativo ma soprattutto come risposta e proposta ai cittadini e a tutte le persone appassionate di arte e cultura. Ci provo, cerco di provarci, ora avremo un paio di mostre alla Rocca Aldobrandesca e poi diverse serate alle fonti con musica e poesia e diversi pomeriggi in biblioteca, aperitivi e tè in biblioteca dove presenteremo anche diversi libri. Poi vedremo quello che succederà.